Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo cosa ci riservano le stelle oggi, in questo giorno di giovedì 27 febbraio 2020 e quali influssi riceviamo appunto dalle costellazioni oggi. Prima però, come di consueto, vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube. Grazie. Questa giornata è dominata dal governatore Giove, pertanto è una giornata già di natura positiva, benigna. Attenzione soltanto perché Giove ha anche questa capacità di amplificare, pertanto sia in positivo sia in negativo è un grande amplificatore. La giornata comunque è dominata dalla stella Capo, vale a dire la prima costellazione visitata dalla Luna oggi sarà la costellazione Scorpione. Abbiamo quindi questo binomio molto particolare, anche un po' magico fra Giove e Scorpione. È una giornata comunque favorevole, molto positiva per i guadagni, anche improvvisi e inattesi. Pertanto restate aperti alla possibilità appunto che possano entrare soldi in maniera del tutto anche imprevista, imprevedibile. La giornata comunque mette in guardia possibilmente dalle figure autorevoli verso le quali dovremo trovare sicuramente un modo di porci eh, più pacato, equilibrato. È una giornata dove potremmo essere spinti a prendere delle posizioni anche energiche per difendere il nostro punto di vista, oppure la possibilità che dobbiamo in qualche modo o ci sentiamo in dovere di esprimere la nostra opinione con fermezza. Occhio agli estremismi, perché già la costellazione Scorpione impone uno schieramento ferreo. L'amplificazione di Giove potrebbe appunto portare qualche rigidità di troppo, non che Giove sia rigido, ma potrebbe esasperare la propensione appunto verso le forme di estremismo. Per quanto riguarda altre questioni, le questioni di, per esempio a carattere della salute, dovremmo fare attenzione eventualmente o a cadute con la possibilità che qualche taglio, qualche cosa sanguini parecchio, dunque attenzione anche per chi ha questo genere di problematica, ha forme emorragiche, ok? Dunque questo potrebbe essere un piccolo, un giorno che potrebbe dare di questo genere di problemi o amplificarli qualora già fossero latenti o presenti nella persona. E ancora anche dal punto di vista dello stomaco, purtroppo anche oggi qualcuno potrebbe averne a che patire di più. Ad ogni modo è una giornata che, ripeto, dal punto di vista economico ha veramente tanto da offrire, soprattutto laddove si riuscisse a lavorare con soci, collaboratori o partner. Oggi infatti sono molto favorite le associazioni, dunque per chi dovesse stringere degli accordi con qualche collaboratore, oggi ottima giornata. Per chi volesse fondare un club oppure una cooperativa o qualsiasi altra forma aggregatoria di carattere sociale o economico, oggi giornata più che favorevole. È possibile anche che si parli di questioni ereditarie. Questo è un po' il leitmotiv di oggi, non tanto le questioni ereditarie quanto più o meno tutto quello che è stato detto è diciamo parte degli influssi di questa giornata. Pertanto sfruttateli al meglio, ricordando che questo giorno potrebbe esasperare un pochino le nostre prese di posizione, dunque cerchiamo di moderarci eventualmente,
non prendiamo di punta eventuali persone autorevoli o le autorità in generale, proviamo a stemperare un pochettino i toni, mi raccomando, ciascuno in base all'elemento potrà reagire in modo diverso. L'elemento terra è generalmente più nervoso, l'elemento fuoco più imprudente, magari anche incosciente in certi momenti perché agisce d'impulso, mentre quando esplode, esplode per pochi minuti e rientra. L'elemento acqua può portare astio e rancore a lungo, l'elemento aria magari per facciata mantiene il rapporto, ma poi potrebbe nei momenti diciamo più critici magari parlare alle spalle. Diciamo che oggi potremmo tirar fuori l'aspetto meno positivo collegato al nostro elemento dominante, perciò cerchiamo appunto di mantenere un pochettino il controllo. Anche perché appunto la giornata merita tantissimo, potremmo incanalare sicuramente le energie in modo molto molto proficuo. Grazie a tutti per l'ascolto e ci ritroviamo qui per le prossime previsioni del giorno 28, d'accordo? Per venerdì 28 febbraio. Un grande abbraccio a tutti dalla vostra Hilde, mi raccomando iscrivetevi al mio canale YouTube e iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano. A presto!